Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo davanti al 45esimo parallelo che, come dice questo cartello, se stai guidando al polo nord dell'equatore sei esattamente a metà strada. C'è una proposta del ministro D'Urso per riprendere le estrazioni di metano al largo circa 9 miglia del delta del Po, tra l'altro a sud del 45esimo parallelo. Qualche perplessità naturalmente c'è, vogliamo ascoltare i cittadini, visto che nessuno sta chiedendo ai cittadini se sono contenti o meno, e noi cercheremo di fare questo piccolo sondaggio assolutamente non scientifico. L'unica perplessità è perché a sud del 45esimo parallelo, perché qualcuno dice, anzi il ministro stesso, per non turbare e creare problemi a Venezia. Comunque ascoltiamo innanzitutto le interviste che abbiamo fatto al volo qua a Taglio di Po, in particolare Portoviro, e dopo facciamo le nostre considerazioni. Allora, trivelle sì o no? Si parla di riaprire le trivelle al largo del 45esimo parallelo. Alla grande. Tu sei favorevole? Certo. Energia per tutti. Ma non c'è paura di una subsidenza come è successo negli anni 50, 60, 70? La rimedieremo. Trivelle, contrario o favorevole? Allora direi che sarei contrario sul discorso dell'inquinamento, però se devo dire la verità abbiamo bisogno di energie da poter far fronte alle esigenze dell'energia, quindi ci sono due questioni che vanno a pari passo. È una scelta che dobbiamo fare. Se in questo momento abbiamo necessità di energia, va bene anche quello. Te non fa paura la subsidenza? Che si possa riabbassare ancora il terreno? Allora, quello è un problema che ce l'hanno tutti, ma ce l'hanno anche quelli jugoslavi che prendono, scavano il gas, e quindi a un certo punto se lo prendono loro, perché non dobbiamo farlo noi? Tanto se lo scavano loro è la stessa cosa che sarebbe per noi interessante, perché per il semplice fatto che il terreno comunque va giù. Favorevole. Non hai paura di subsidenza o altro? No. Favorevole o contrario alle trivelle? Così a freddo. Più sì o più no? Boh, Più sì, dai. più sì. Tu favorevole o contraria? Forse più no. Ma chiede a lui più sì. Paura della subsidenza, che si abbassi il terreno come è già successo? Sì, anche, ma Dici che è un male necessario? non saprei, ripeto, mi hai colto un po' a freddo, quindi riformulo, dico forse. Vabbè, Okay? ciao, scusa. Ciao, grazie. In linea di principio è più contrario che favorevole, però se ci sono adeguate garanzie la situazione complessiva è complicata. E ci sono le garanzie secondo lei? Non lo so, io non ho le competenze tecniche per dire se ci sono o no, altri le avranno. Secondo lei le hanno? Qualcuno potrebbe averle, basta capire a chi le chiedono. Buongiorno. Allora la domanda è questa: trivelle, contrario o favorevole? Contraria. Contrario alla signora, il marito? Te lo devo dire? Sì. Sì. Dai. Sei favorevole? No, contrario. Se andiamo giù so contrario, altrimenti andaria anche bene, però non so. Saluti a tutti, a Taglio di Po. Non so le controindicazioni. Contrario o favorevole alle trivelle? Favorevoli. Nessuna paura? No. Però c'è la mascherina, quindi c'ha paura di altre cose. Per forza. Non lo so, guardi, dipende dal punto di vista, ognuno lo pensa a modo suo, quindi Non si sbilancia. no, lascia fare ai politici, che va meglio così. Assolutamente contrario, perché le trivelle, lo sappiamo, la trivellazione nell'Adriatico, come è stato anche negli anni scorsi, negli anni passati, parliamo degli anni 60, provoca naturalmente l'abbassamento del nostro territorio e qua dopo finisce tutto quanto, quindi io assolutamente contrario. Io sono favorevole alle trivelle. Favorevole al 100%. Io sono favorevole alle trivelle, purché
succeda che gli altri stati siano consapevoli che se non le facciamo noi non le fanno neanche loro, se le fanno loro le facciamo anche noi, perché se no ce ne mettono i confini. Favorevole 100%. No, non favorevole. Non favorevole, No. perché hai paura di? Andiamo sotto a tutti che anche sempre più vuole stare a Gallia qua. Rieccoci qua, ancora qua al 45esimo parallelo, che dire, siamo stupiti perché poi la maggioranza delle persone sono favorevoli alle estrazioni di metano. Il sindaco Pizzoli di Portotolle ha fatto un articolo proprio sulla Voce un paio di giorni fa dicendo appunto: noi abbiamo già dato per quanto riguarda le estrazioni, ricordiamo che la subsidenza ha inciso in certe parti del nostro territorio anche per 2 metri, 2 metri e mezzo, che si è abbassato il livello del terreno con le estrazioni degli anni 50-60. Sperando che nel frattempo le tecnologie siano migliorate, forse magari potremmo stare un po' più tranquilli. Tra le altre cose abbiamo sentito, se estraggono in Croazia perché non estrarle noi? Perché noi dovremmo essere penalizzati per questo. Tra l'altro ricordiamo che le estrazioni sarebbero anche non importantissime dal punto di vista della quantità, perché si parla di estrazioni relativamente poco importanti fino al 2032. Vale la pena rischiare? A saperlo. Da Leandro Maggi, ciao ciao.